sono attimi che non hai modo di pensare, agisci. Questo è l'istinto, sangue freddo che non so da dove sia andato fuori, c'era, è uscito e ho tergiversato 15 minuti con questo energumeno davanti, proteggendo la ragazza dietro di me. Non ha avuto alcuna esitazione Roberta Luisetto, la 57enne di Marostica che sabato sera è intervenuta per salvare la barista della sala slot aggredita brutalmente dall'ex marito, che l'ha ferita e sfregiata al volto con una serie di colpi rabbiosi di coltello. Io è da sabato che non dormo, io quando chiudo gli occhi vedo lei insanguinata, stesa a terra, che mi implora con la mano alzata: Roberta, aiutami. E c'erano tutti gli altri uomini che guardavano inerti di fronte a questa tragedia e nessuno si è mosso. Io non so da dove mi è venuta questa forza, so solo che comunque ho reagito. Non è importante quel che ho fatto, è importante quel che andava fatto. Ma io l'ho fatto e tutta l'altra gente che c'era non c'era nessuno. Io gli ho sempre fatto da scudo finché non sono arrivati a carabinieri e l'hanno atterrato. Lui è arrivato là solo con un intento. Lui voleva ucciderla, punto. E ha continuato a infierire fino all'ultimo, perché anche nonostante fosse dietro di me ha continuato a calci, divincolandosi, cercando di oltrepassare me, però lui non mi ha mai toccato. Io non ho mai toccato lui, però io ero con le mani alzate. Io l'ho fermato parlando pacatamente, solo con la forza della parola. Ma io avevo una calma, una serenità dentro che non mi so spiegare. Questo è anche un forte messaggio di sorellanza, che è sempre più importante, sempre più indispensabile, soprattutto in questi ultimi tempi, in cui davvero sempre più donne sono a rischio. Sì, tutte. Chi violenza fisica, ma soprattutto l'omertà della violenza psicologica. Luisetto ci mostra le foto del tailleur che indossava quella sera, la stoffa bianca macchiata dal sangue della vittima, che solo grazie a lei si è salvata dall'odio di Gaetano Buccolo, oggi in carcere con l'accusa di tentato omicidio aggravato. Lo rifarebbe? Lo farei sicuro, l'ho sempre fatto nella mia vita e lo rifarei di sempre, sempre, sempre. Approfitta per lanciare un messaggio a tutte le donne che possono trovarsi in una situazione di violenza da parte di un uomo. Deve essere denunciata, deve essere resa nota, per aiuto a chi subisce e non ha il coraggio.